Podcast Music di Antonio Ollai, benvenuti ancora una volta qui su tutti i nostri social e su TTS Sardegna al canale 19 in questo spazio dedicato alla musica, alle interviste musicali ma all'arte a 360 gradi, perché come dicevano i latini la musica è l'arte per eccellenza. Lo stesso termine arte si suppone sia stato coniato per descrivere la musica. Abbiamo tutto il necessario per ospitare delle persone. Alle mie spalle c'è sempre Petrucciani, un po' disperato dalla mia conduzione. Ci sono i Beatles, c'è Dalla, c'è un po' di tutto, ci sono i quadri. È un vecchio piatto giradischi e un pianoforte nano. È tutta a nostra disposizione per accogliere l'ospite di questa settimana, che è un po' il depositario della canzone popolare italiana e non solo, il grande Giancarlo Rocca. Grazie. Che volevo dire che sei l'unico ultimo coraggioso rimasto sulla piazza a descrivere quella che è la nostra tradizione popolare. Una voce e una chitarra. Sì. Ecco, da ragazzino... Italiano, sì, da ragazzino lavoravo in un negozio di liquori e mentre io andavo dai clienti a consegnare acqua e cose, io cantavo per le strade dei vicoli, quindi... Era un modo per socializzare. Era un modo, sì, era un modo. Vabbè, a me è sempre piaciuto cantare, quindi poi se non cantavo così cantavo mentalmente, quindi la musica per me è tutto. Tu sei diventato celebre e famoso grazie anche all'operazione che hanno fatto molti giornalisti sulla tua figura, ma uno in particolare. Il grande Antonello Ollai. Antonello Ollai, che è proprio... ti ha scoperto. Lui, bravo, esatto. Lui fu il primo che mi intervistò. Mi vide per la strada facendo queste cose qui, mentre io cantavo. Volevo raccontarvi una cosa scherzosa, naturalmente. Allora, in questa via lui stava facendo questa intervista. Lui quando mi vedeva mi fermava sempre per cantare, mi fermava sempre. Poi tanto mi sentivo da New York cantando, quindi... fermati che ti... Passa questa macchina con due signori, moglie e marito. Allora Giancarlo, dedica una canzone a questa bella signora. E io l'unica canzone che mi venne in mente in quel momento era Malafemmina. Malafemmina? Sì, e tutti stavamo... No, cioè, era una cosa divertente. È una cosa bella. Antonello, sempre nel cuore. Ricordiamo Antonello Ollai, che tra l'altro, insomma, siamo sempre stati cuori, omonimi. E lui fu il primo. Esatto. E da quel momento Antonello mi ha sempre intervistato. Poi veniva anche nelle serate di Lucio Tunis, che è il mio ex professore. Ultimamente, queste ultime. Che tra l'altro, al Teatro Udinì, ma anche prima nel 2001, ma poi era il mio ex professore, quindi... Giancarlo, tu non fai soltanto musica partenopea, musica da, diciamo così, da strillone, da strada o da posteggiatore, ma sai che il fio da pagare per questa trasmissione è portare un vinile, un vecchio disco che magari ti ha condizionato durante l'infanzia. Tu cosa hai portato? Io ti ho portato un disco di Jimmy James. Jimmy James, sì. Come si intitola? Si intitola The Vagabond. No, The Vagabond è il titolo del coso. Are You God Music Book? Sì, è quello. Adesso non ho gli occhiali, quindi... Ok. Allora, Jimmy James, un grande bluesman di origini statunitensi e giamaicane, con la sua band, bellissimo, un 45 giri, molto carino. Quindi si era appassionato anche di rock and roll, della prima, seconda era. Lui era dei tempi anche di Little Richard, tutti questi tempi. Little Richard, certo, perfetto. Sentiamo un brano velocemente di questo simpaticissimo disco di Jimmy James.
Insomma, questo è già commissionato con un certo soul, giusto? Sì, Disco esatto. music, un po' ricorda anche le aree di Barry White, ti ricordi Barry White? Sì, Però no. Little Richards invece era proprio il rock and Little roll Richard era puro. uno dei tempi... Sì. Sai chi era il chitarrista di Little Richards? Sì? Lo facciamo dire dalla regia. Chi era? Sì, chi era regia? Nessuno sa chi era il chitarrista. Vabbè, adesso sono da Sì, tanto insomma, senza... ok. Vabbè, Little Richards. Sì, Little Richard. Che Cosa vuoi fare? Si intitola Lucille. Lucille, Sì. vai! Lucille, Little Richards, quanti ricordi e soprattutto quante belle Quante canzoni. belle canzoni di Little Richard. Ma sì, c'è un'altra sì. anima in te, l'anima Sì, del cabarettista. del cabarettista, sì. L'anima di quello che fa la spalla di qualcuno che è in grado di portare avanti uno spettacolo anche di 3 ore. Tu sei il famoso pungible, quello lì Sì, che non si offende mai, giustamente, che No. va avanti Sì. per la sua strada e che ammortizza tutti i colpi. Esatto. Colpi di chi nello specifico? Colpi del grandissimo amico mio, di Mario Lo Scardaneros. Mario Gardanera, Sì, che è sì, un gigante. sì, sì. Che nei tempi suoi, ma anche adesso, Che ci guarda dai ci guarda teleschermi di tutto. dagli schermi, ci guarda e ha fatto ridere tutti i sardi. Vogliamo Con salutarlo? le sue... Ciao Mario. Ciao Ci Mario. guarda Ora lui è fuori per... da sfottazzicchiare. No, niente, no. Lui ora ci starà guardando perché Ci sta guardando? sì, è fuori Sardegna, ma ritornerà a breve per fare Bisogna dire una cosa il nostro spettacolo. di Mario Cardanera, che con lo Scardaneros tanti anni fa, quando addirittura io ero piccolo, non tanto tu che sei molto più giovane di me, ma io che ho 58 anni. Aspetta, io ne ho 52. 50, aspetta. vabbè, io ho 58, però addirittura ero piccolo io. Sì, esatto. Faccio una canzone rivoluzionaria, quindi Mario Lo Scardaneros non è soltanto un cabarettista, non è l'allegrone, il barzellettiere che noi tutti conosciamo, ma anche una persona, volendo a modo suo, impegnata. Sì. Perché ci fu un fatto storico che viene rappresentato poi magari in 1000 colorazioni diverse, sì. La visita di Paolo VI a Cagliari tanti anni fa a Santeria. Lui da questa esperienza, probabilmente anche da tante altre che lui aveva fatto, trasse questa diciamo così, parodia di una canzone di Modugno fatta in sardo. Fatta in sardo, ma soprattutto con un testo meraviglioso. Sì. In quale tonalità la fai? In La minore? In La minore. Perfetto. È giunto a Sant'Elia, su Sindica e su Vappa, Santi Promiti a Pasca, in sto museo di Nai, non si arriva unuda, a Rogure ci buda, a no Santi Mandrao Capurumanu, sa scuola sta crollendi, sa gente sta vettendi, i tasi de pippai, ma su comuno, si cioli, bogai, non ci cresi, ci han promesso questo e quello, e lavora mio fratello, eccolo là, tutto sciancao, senza papai, a Marvena.
insomma una canzone di protesta, di protesta, parlava sì. proprio del problema che Santeria, ma come tutti i quartieri depressi di questa grande città che stava crescendo in quegli anni. In quegli anni abbiamo le palazzine della Fonsarda appena nate, che insomma avevano 15-20 anni di vita, stiamo parlando del 1970. 70, sì. Quindi stiamo parlando di una città in crescita esponenziale. Quindi questo grande connubio con Mario Lo Scardaneros vi porta nelle piazze di tutta la Sardegna. Esatto. Sì, Chi siete, voi due? Siamo solo in due. Solo voi due? Siamo rimasti in due. Una formazione, Siamo in formazione e facciamo sia i vecchi sketch che i nuovi. Che quelli nuovi. Che porteremo in giro per la Sardegna. Giancarlo Rocca, oggi che ha 50 anni, cioè che ha superato la boa dei 50 anni, che 52, non è più quel diciottenne, 52, che non è più quel diciottenne magrolino, esile, che portava... Esatto, ero magro sul periodo. Che consegnava le bibite a casa, perché ti ricordi che all'epoca si usava a si buffa e sa birrige da in domo, poi c'era il vetro da arrendere, tu facevi quel mestiere. Esatto. Ecco, chi è Giancarlo Rocca oggi a 52 anni? Oggi a 52 anni, niente, faccio gli spettacoli con Mario, le serate in giro con Mario, Hai impegni sentimentali? No. Stai cercando una pivella? No. Non hai? No, sto felicemente tranquillo e niente. E via così. E via così, sì. Tu da buon posteggiatore, perché allora ricordiamo ai giovani soprattutto questo, che la musica non è soltanto arte, perché oggi i giovani a me danno questa impressione e mi sembra che vogliano arrivare al successo immediatamente, soprattutto vogliano arrivare ad un successo che loro immaginano pieno di strade spianate e di grandi successi. E al giorno d'oggi sì. Al giorno d'oggi sì. Invece questo qui è anche un mestiere, semplicemente un mestiere, come potrebbe essere il mestiere di un artigiano o di un medico o di un dentista, di un giornalista. È un mestiere, bisogna imparare a fare anche non solo dell'arte ma dell'artigianato. E tu in questo campo mi sembra che sei l'ultimo, come dicevamo prima, l'ultimo moicano, quello sopravvissuto sardo. In questa sardo, ovviamente in Sardegna, però è già qualcosa. Cosa volevo dire? Quindi fare questo tipo di lavoro ti porta anche non solo nelle piazze ma nei locali, ma soprattutto io so che tu hai un sogno, diciamo, nel cassetto, quello di suonare in pubblico per le strade, cioè fare l'artista da strada. Sì, questo è il mio obiettivo, per adesso non so come fare, però... A Cagliari ovviamente. A Cagliari, sì. Che zona sceglieresti a parte Viale Cimitero? Ma se ne è smorto. No, dacci. Fare duro da Mario Gardner. No. Che zona scegliere? Che zona scegliere? Ma potrei scegliere anche via Roma. Via Roma che è battuta, non è che Rivoni. Sì, no. Perché Rivoni si tendisce, è una zona di periferica. Via Roma, altrimenti via Garibaldi, via Garibaldi, anche per sì. Che repertorio proporresti? Ma che sia napoletano che italiano, insomma, di tutto. Qualcosa di napoletano. Di napoletano? Ok, facciamo un pezzo napoletano. Nuttate chiare fermate minuta, io non riposo più, come brutta che va bene come a me, ma sono su queste note ci prendiamo un attimo di pausa, vada e vi diamo appuntamento fra qualche minuto. Allora, problemi, aspetti pratici e problemi, aspetti politici. Insomma, abbiamo già detto prima che tu devi dire qualche grazie in giro. Il primo in assoluto ad Antonello Olai, che ti ha scoperto e dicendo, insomma, fu il primo che mi ha scoperto. Esatto, c'era anch'io e facevamo Zona Franca. Facevo la parte, diciamo così, la critica satirica di Zona Franca con il personaggio per quello. Esatto. Ecco, poi c'era un'altra persona, il grande Lucio Ottu,
Tunis, che ti ha Lucio. portato a fille anima proprio. Sì, da sempre. Quanti artisti ti ha dato la possibilità di conoscere Lucio Tunis? Lucio, dunque, da Don Bacchi a Nicola Di Bari, Cugini di Campagna, Bobby Solo, Albano, Orietta Berti, Rosanna Fratello, i Cugini di Campagna. Ce n'è uno che è rimosso perché proprio evidentemente il tuo cervello non lo elabora più. Tony Dallara. Tony Dallara, che devo scabbare a Pireddus. Che deve scappare a Pireddus, è vero, sì. È per quello che l'hai poi rimosso. anche all'aeroporto. Bravissimo. Col fiore che potevi darmi anche un prosciutto, non c'è problema. Esatto. No, Tony Dallara era essendo milanese, io non potevo sospettare che fosse così simpatico, ovviamente. Adesso dico per scherzo, ovviamente non ci saranno milioni di milanesi simpatici come Dallara. Ma questo era proprio esagerato. L'hanno finita proprio a pernacchie. Ti ricordi avevi portato un fiore? Avevo portato un fiore quando lui è arrivato. C'era Rosanna Fratello, un mazzo di fiori. E a lui gli avevi portato una calla, che lui ti aveva detto: ma scusa, ma questo fiore non è una calla, è un callone. Sì, potevi portare e Lucio tu gli aveva detto: tu bisi, la comprendi subito. Lì è stato uno che comunque che aveva il manager suggerito. Anche lui dagli un fiore, lui uno gallone. Ho capito. Comunque il grande Tony Dallara, Nicola Di Bari, tutti quanti, ma soprattutto l'intervista con Nicola Di Bari è stato un atto d'amicidia. Allora era con Lucio Tunis, ma le risate, è simpaticissimo, è scherzoso. E in quell'occasione lì mi ricordo che ti chiesero di fare proprio del repertorio di te, di Mario Cardanera, una canzone particolare, un'altra parodia, che era quella della famosa Profumi e Balocchi. Giusto? Sì, la possiamo sentire, che quella proprio piace a me. Sì, la facciamo volentieri. Poi ti seguo. È tutta sfolgorante e la vetrina piena di balordi profumi. In tramuccia mamma savippia, cuncia con chiaro tu scravionara domanda. Signora, prego, Pumara cinde mamma mormora savipia prena devo legge più portarsi di canzone soniga malorara mamma tu compri soltanto il momon per te. Chiariamo cos'era il momon? Era un shampoo. Benissimo, continuiamo. E ora mi è condannata de questa famiglia misturata ma solo terribile, vabbè, la chiediamo qui. Comunque era bellissima perché anche in questo caso qui Mario ha toccato un tema che poi apparentemente era molto gioioso, però invece era una parodia di una canzone molto toccante degli anni 10-20 del secolo scorso. Esatto. E lui ha voluto farla scherzosa, insomma, giusto per... Esatto. Giancarlo Rocca si sente più un artista, musicista e cantante, o più un artista tutto tondo, anche con la possibilità di spaziare nel comico, anche da solo? Ecco, ti senti anche in grado di osare? Da solo no, perché non sono un comico, lasciamolo fare a chi lo sa fare, Mario, insomma, qualche battutina la so dire, ma non sono un comico come Mario, come posso dire un Benito Urgu, per esempio. Ecco. Qual è il cantautore che preferisci di tutti quelli italiani? Che preferisco cantautore Don Bacchi. Don Bacchi, che è un cantautore, diciamo, se è collocabile, è collocabile tra i protocantautori. È un grande cantautore. Invece tra i cantautori sessantottini, quelli che vediamo alle spalle in maggior parte.
Qui c'è Venditti, Marras, posso De Gregori. Ecco, De Gregori, bravo, sì. Francesco De Gregori, ricordi qualcosa? Qualcosa sì, ma adesso non me li ricordo, sono da non tanti ricordi anni i testi? che non li faccio. Devo per non fare brutte figure perché No, non c'è problema. devo certo. fare gli accordi giusti. Mentre invece una delle tue più grandi passioni, io lo so, mi permetto di come no. anticiparti, è Claudio Villa. Sì. Di Claudio Villa, Sì. cosa fai più volentieri in assoluto? Ma posso fare, che ti posso dire, Chitarra Vagabonda, oppure qualche stornello, oppure ce ne sono tante. I grandi classici o gli Sì. stornelli? Giancarlo, ma tu a 52 anni, ovviamente, insomma, quando Villa cantava, ti sei innamorato della sua arte, ma come fa uno così giovane ad innamorarsi di un genere musicale che è dietro di almeno 2 o 3 generazioni? Perché io le sentivo queste canzoni, le sentivo già da Come? piccolo. E poi c'era mia nonna che le cantava, insomma, e allora c'erano i giradischi che Ma oltre a Claudio che li Villa mettevo- c'era Mario del Monaco, c'era Narciso Gianni Morandi, Parigi. Beh, Gianni Morandi non era uno come Claudio Villa, ma dico insieme non a era come Claudio Villa, però tipo Tajoli, insomma. Luciano Tajoli. Ecco, amavi solo Villa o ti piaceva anche del Monaco, Parigi, Tajoli, tutti? Tajoli, sì, poi c'era anche ce n'era un altro che adesso non mi ricordo. Di però Stefano, insomma, tutti questi. Sempre quei, sì. Poi c'era quei Gianni personaggi- Morandi e sempre c'era quei personaggi che là, sono gli interpreti. Che sono, esatto, sì, tipo quella generazione lì, Gianni Morandi. Certo. Per Bobby sbarcare il Soul, lunario, Albano. esatto, per sbarcare il lunario tu hai fatto anche molti, diciamo così, villaggi turistici, uno di Sì. recente. Uno di cosa ti recente chiede a la Castelsardo. gente? Cosa ti chiede la gente, il turista, quando ti vede? Mi chiede di tutto, mi chiede di fare anche queste canzoni qua. Sì? Mi chiede per esempio Albano, ma adesso anche giovani tra l'altro, mi fai una canzone di Albano? Io sì. Sentiamo una canzone di Albano, interpretata da Giancarlo. Una breve estratto, Una breve. Perché? Ma perché questa notte ha le ore più lunghe che non passano mai? Ma perché ogni minuto dura un'eternità quando il sole tornerà? Bravissimo, complimenti, dammi una mano, insomma te lo meriti. Grazie. Una voce potente, un albano, Claudio Villa mi piaceva anche perché faceva queste zaccava, sparate qui. così sì. piaceva, binario o Granada. Pinario, Granada, mi piacevano anche gli stornelli come faceva lui. E quali sono gli stornelli che faceva lui? Dai de punta, dai de mano, gli... Nel mentre che l'orchestra m'accompagna, l'amico mio qui ripia fiato, perché se canto io è una cuccagna, te serva da lezione amico bello, pasta asciutta e brodo stretto, tu sei un grande piccoletto. Ma amico bello, te trovi avanti a rete lo stornello. E dai le spinte, dai le terra, gli stornelli con Nanni Serra, ve li canto con il cuore e vi mette buon umore. Serenata, serena, sei come serena è la sera. Ti giurava, ti sono sincera, sincera non era.
sai come ha bussato alla porta e non vuole ascoltare il concerto che in porta all'aperto, che io canto per me. Bravissimo, è Grazie. fantastico. A questo punto, insomma, racconta tutta la tua vita, un pochino tutte le cose che ti riguardano. Arriviamo quasi alla chiusura chiedendoti una cosa che ti dirò fra un minuto. Fra tutte le persone che hai amato nella tua vita e di chi non c'è più, chi ti manca di più? Della mia famiglia, cioè, insomma, Chi vuoi tu? è il mio papà. Il tuo papà è venuto a mancare di recente? Sì. È morto nel 2020. Come si chiamava? Salvatore si chiamava, non Cosa si ti chiamava diceva? Motore. Salvatore. Mi spingeva per queste cose, sì. E cosa sì. ti Poi diceva? si vantava di me, c'era, sì, sei più bravo, poi sì, e mi vantava con tutti poi, tra l'altro, sì, ma a parte... Che padre era? Era un padre, come si può dire, un po' despota o era una persona tenera? No, però Qualcosa, ti faccio... No, quello no, mai. Però con lo sguardo Capivi tutto? capivo, sì. Mai... Però con lo sguardo è sempre onestà, sempre guai se sbagliavi, insomma. Però mi spingeva sempre su questa cosa. E mi accompagnava lui nelle serate che io Nelle facevo. serate? Sì. Insomma, era un padre orgoglioso di Sì. te. Tra l'altro. Fantastico. Sì. E ti ringraziamo per la tua partecipazione. Adesso in chiusura ti dobbiamo chiedere, a parte di ricordare come possiamo beccarti per le serate tue Mariolo Scardanero, possiamo dare anche un numero di telefono. Posso dare il tuo mio numero, di telefono? certo. 366 34 83 521. Là rispondi, vero? Vuoi Ma certo che rispondo. Io dico, guarda che mi avete quando senti chiamato... squillare devi rispondere. Certo che rispondo. Adesso tu, per essere venuto qui, devi pagare un dazio, un Cosa fio. devo dare? No, niente soldi. ok. Devi cantare qualcosa che non riguarda il tuo repertorio, che non mai immagineresti, Che mai immaginerei. che non riguarda il tuo genere, vi dicendo. Te la imponiamo noi. Ok. Dai, puoi scegliere una canzone dei Police, una dei Pink Floyd o una di Piero Marras. Una di Piero. Cos'è? Puzza un pochino la questione. No. Cosa faresti di Piero? L'unica che farei è Mereman. Benissimo, una breve estratto. Breve, sì. Mereman, Meremea, ite non basa quest'anno, proprio che a ti nulea, questo sonno bene affanno. Mereman, Meremea, imbriacato questo mondo, chi ne fa di abbardente, è una chi da ballo balletto tu questa gente, imbriacato questo mondo. Rondinetta, naramillo simperano, a sapere da innetta, a inventare su manzano. E su queste note vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ricordatevi, Podcast Music di Antonio Lai. Il nostro ospite di oggi era Giancarlo Rocca. Era, è e sarà
Un applauso a Giancarlo Rocca e vi diamo appuntamento al prossimo podcast, l'abbiamo già detto, ma vi ricordo su Facebook, seguiteci su Instagram, soprattutto su YouTube, sul mio canale, ricordatevi Antonio Ollai, musicista e giornalista, e anche in televisione al canale 19 del Digitale Terrestre, dove insiste TTS Sardegna e Gallura Channel. Ciao ragazzi, ciao Giancarlo. Ciao, grazie, Ciao. grazie a te di avermi invitato, grazie a tutti gli spettatori. Ciao, un saluto. What